Buondì a tutti. In questa settimana dal 25 di aprile, in questo periodo dal Covid-19, e questa volta vorrei contarvi questa storia, la storia di mio uomo Beppo Pallon, è una storia di resistenza dalle bestie contro l'uomo. E non mi sembra tanto distante dall'idea che una certa resistenza io fa che le robe non continuino a là come prima del Covid-19. Se lei è un po' più sotto, un po' più fra le ris dai dati, da morte, di tutti questi robe qui, vi accorgerete che in realtà il Covid-19 è un virus che viene dalla natura e la natura hanno visa forse che stiamo oltre con le nostre fabbriche, con i nostri bisogni, con i nostri allevamenti, con tutte queste robe che non distruggono il pianeta. Vorrei forse di fare un passo in da ora e quando torneremo a attaccare la nostra vita, forse quindi ciappala con un altro pit o con un'altra sata. Mio uomo Beppo Pallon, pubblicato di KV, con le illustrazioni bellissime di Guido Carrara e le fotografie di Marco Cuoco, che è un fotografo naturalista. Ora vi conti la storia. Io e Ade, che è il mecciano, e che lei è sempre attaccata, vedi se mi lascia contare questa storia. Mio uomo Beppo Pallon. In un biel di divierte, o stavi di stirare con la panza per aer, suntune biele culine, cialant i nui blancs che attraversavano come piorutis il prat blav dal cil. Une biele riute mi ciarecciave e la parusula mi contentava col socchiante. Titiziu, titiziu, titiziu. Dut di un colpo, intanto che ostevi ferme, perdute dal sentil marimont, di sottiere ovvio devi su une musute scure che someave che usmassa tor l'arie. Ma dopo un lamp si era ritirate di sotto. Come grande maravè, di nuovo la besteute aveva attaccata a sgarfà, giuste d'ondie di me. E sgarfava come una matte e io ostratinivi il respiro per arrivare, se possibile, a beccale. All'estate così, che svelte come il vento, prima che arrivasse a tornare di sotto in tal soream, le avevi beccate pal cupin. Agli era un farc. Cata smenolasi come un matto. E un nevore strane. E robe sentilo lamentarsi. Mi pareva di sentirlo lamentarsi in te meleghe. Dove capivi? Sì, sacre bolz. Brutte bestiate su dos ghiambis. Tu e che come te, prepotenza e arroganza, non cambiais proprio mai. Peccode di mio uomo Beppo Pallon. Moli mi sas tu, che o clami li furmiuti rossis, che ti muardin il cul, molimi. Oh, ma se succede dise io, ce lo dise che ti capis, io chiappat ma se sorelli. Ma c'è, rispondeva legnato il farc, o se io che ho cognos la tolenghe, fol che ti trai ti somiglia proprio tan strani. Come per solito, dovevo altri, so sapes, dovevo altri, so ses intelligenza, e parons di tutti e di tutti. Nuia di fa, nuia c'è di. Il farc mi faceva la morale, e per dire la verità, non mi someave che avesse neanche massettuardo. Allora, per quietalo, domandai scuse e ho ciri in tutte le maniere di bonala soffotte. Scusami tanto, hai ragione, scusa. Ma ti prego, contami la tua storia. C'è motivo che tu conosci la melenghe. Ti prego, contami, che come ti moli.
Il farc, cencenanchi e dammi il tim di dini c'è un nel beu, mi era schiampato des mans e con un salto in detiere gli era sparito. Ma io non potevo lasciarlo là via così e ho scominciai a clamarlo e a prearlo. Mi faceva vacillare per un po', ma quando nominai i frutti, dicendo che io avevo scontato la sua storia e che quel di contalis era il mio lavoro, come d'inchiant, il farca gli era venuto fuori di sottiere e mi aveva dite: "Po ben, se tu chiacchieri di frutti o so interessato, a contati dal mio buon Beppo Palon. O speri sempre che i frutti saranno migliori di voi altri sgranci e che magari le mie speravo si faranno pensare. Chissà, forse tu ne di le robe si cambieranno. Forse. Bon, staci dine come e mettiti in scolte." Tutto alle scominciate anzi da ora, lontano di qui, di questi bei prati. In una città de plane, di che sbrutis e pucciolentis che ormai attapponi di cemento tutte la tiere. Io non eri anche mona sud e il mio buon Beppo Palon gli era zove in più e manco come me comò. Gli era un tiput un evore sgai e faceva parte di una grande famiglia che viveva in un puesto verde e splendoroso, pieno di arbui e di plantis di ogni sorte. Questo luogo era proprio in tal miec di una città, ma per chissà quale ragione era stato sparagnato dal cimento. Anzi prima in quel posto era un chiasal di contadini che per tante generazioni aveva incoltato quel bel faccioletton di tiere. Torator aveva implantato arbui di milucci, coccolis, noglars, cespars e chiariesars. Ma intanto che la città diventava più grande, questi i palazzi, le strade, le chiese, le banchi, i centri di commercio, le botteghe, le fabbriche e tutto ciò che tu conosci anche tu, le città, il chiasal e la tiere, ieri sta abbandonati. La gente che viveva lì e era là da sta in una chiesa con l'acqua corrente e la luce e avore in tes fabbriche. Così la tiera tutto intorno al chiasale e era diventata salvadia. Le chiese erano state sfodrate da elare e planca planca, glotudis dal verde. Così che le bestie attaccarono a occupalis. Pantianis, suris, paveis, mariotinis, gespis, as, caruies, avis, furmis, crots, ruis et zupets, reins, girats, ucei e corvats, cais, warbits, cisilis e pix, gnotui muschins, grisons e scussons, quequis lisiertes, lusinis e ricci, manis farcuts, bolps e falcuts. E tutti insieme avvivevin da ur des lec de nature. Una brutta dì, una vecchia cheche che era la loro guardiana e aveva clamata fuort dal suo arbol di vuaite. Che? La sua voce aveva sbarluffito tutti, perché e che cave un'alga di pauroso e tutti avevano sentito subito un rumore tremendo, un remitur orrendo. I prince, a rendersi conto di ciò che succedeva, erano stati i reins, che sull'or dal bosco attiesevano le loro telis lusintis,
Di Pont in Blanc, dos terribilis pacaris, si vevin parade nanz, spacan tutti il lavoro des primisoris dal di, sbreganta arbui, cisis, e con di plui qualchidun dei loro amis. Ma che erin sta sbattus sull'abitacul, invece di schiampà, erin entras dentri, lì che gli oms ammanovravin li loro macchinis e avevin taccata a tiesi sempre più, così che agli oms i veniva difficile viodi di fur. Li suris che avevano i loro tanis in pericolo sulla strada dal Cingui, cencepore erin partiti alla sal dai mostri di accial, erin entrati in spansi, infogati des macchinis e avevano roseati irroseabili, fili elettrics e tubis. Sta di fatto che gli spaccaris si vevano fermati in un cidin incredibile. Allora gli oms, duc, plens di telis di Rhein, erin dismontati dall'abitacul, cialanzi cui voi sbaras, erin filas vie di corse come saetis, ma il bosco ormai al cricave di dolore. Vignu de iu l'agnot, ignotui, avevano clamato la dunade di tutti gli bestis, perché in quel momento tutti avevano bisogno di tutti. Avevano fatto un batticciatis, pessuris e pairais con loro coraggio e sotto suggerimenti de Checche, che era la più vecchia in queste adunanze, al fu deciduto che non si sarebbero fatti più la piel fra di loro, fin tremai che non si fosse schiattata una soluzione a invasione dagli umani. Avresti voluto di lavorare insieme per essi più forti e fai quintre agli umani. Tutti erano stati d'accordo. Allora i falcuzzi a contare che avevano veduto un gran tabellone di fuori dal bosco che mostrava un grattacielo che sarebbe nascuto lì. E così erano per da buon in pericolo. Allora tutti insieme cercavano di capire ciò che avresti potuto fare. Voleva un'idea, ma intanto i Reins e gli Suris erano da a organizzare la resistenza. Il mio uomo Popolon pensava, una maniera per fermare, una maniera per parare via, quanche un'idea deliziosa come un usme di carote che veniva fuori clare in tal chiave. Allora Grattanzi la gose aveva scominciato. So di no, e una vile, une vore antiche, plene di mosaics e di maraveis, siore di aurs e di tesaurs. O crot che io si interessi in questi robis. Se arriveremo a farle conoscere al mondo prima che arrivino gli ruspis, forse si fermeranno. Secondo me bisogna schiavare, sgarfare e resisti. A fuori un duc d'accordi e senza neanche perdi un momento attaccare a lavorare. Sulla direzione di Beppo Palom, a lavorare in parres de gnot e non si fermare neanche te mattine per mostrare gli smaravei dal puesto. Ma un sier pont, il che de che al fermare i cantiers. Gli umans attornavano con gli schiavadors e allora l'esercito di moschins, as, formis, bissis, suris, rais, mariottini, segnotui si metterono ai posti stabiliti per resistenza. Che si dichiara? No bestis, o sin picciolis, ma tutti insieme un po' di indaus, anche un grun di fastidio. Le sbissis, dopo essersi rimpinate sugli arbori, insieme
con le sformis per arrivare ad alt, si molavano giù, badavam, e accolavano con pirucci madurs sui veri dei spaccaris, facendo una grande pore. Le sformis erano subito gli entrati, lì che erano gli oms, e avevano attaccato alla supa i vestiti, e io beccavo buscins, as e mariotinis, avevano petato un attacco aereo. Una formazione guidata da regine che cisava come un nemate dando ordins ai sei subordinati con la sei che beccavano gli oms buttandosi giù in piccate e le smariotinis accentravano gli sbusis de sorelis e i voi dai puars oms. Io ho detto la mariotina va dentro un'orella e chi li sorris che mangi i tubos e i fili elettrici dagli paccaris. I sghirats buttavano giù dagli arbori munizioni di pommis e di claps, padavam, che non facevano un gran dam, ma una grande confusione. Suris e Reins si davano di fa come in tal primo attacco e ignoto con gli ali neris si era imparato dutator dall'abitacolo. Non gli era passato tanto tempo dal segnale de che gli spaccaris si erano fermati anche una volta. Ma gli animali dal chiasal avevano vinto come una battaglia e attaccare subito a lavorare di nuovo, sapendo che non era finita. E un'altra notte e gli era passata. Intanto, in te città, si era chiacchierato un'ora dal bosco salvati e avevano di tanti fuffinis che gli era immagato, che gli era in radiazioni, che avevano fatto diventare animali feroci, che il puesta gli era pieno di spiriti. Insomma, erano là fin dentro da che schiattole di immagini che voi altri soclamais televisione. Ma nessun umano era venuto in tal chiave la roba più sclete che gli animali difendevano le loro chiasis, le loro vitis. Così, in te loro sapienze, gli umani decidero di mandare un uomo dall'università a studiare i fenomeni, quello che è. Si era appena llevata la buon'ora, quando gnovò un beppo palon, al strissina furdettiere, une zoie preziose, plene di pieri rossis, grandis come nolis, di grande buride, li formiutis e i carui attaccaren all'ustralis. Ma zala che cave sull'arbol di Vuaite. Che? Un uomo al veniva in davanti a Pete, tut protezzut di una grande tutte, che faceva un strano rumore. Non si vedeva neanche un tocco di piede. Assumeva un pipinot grande e grueso, al faceva un po' di pore. Avevano dimostrato gli scuviertis, la zoie, che gli era il progetto. E così Rich si erano subite mettus da ur di lui e col musicut lo sburtavano in davanti. I sguarbizi in file un da ur di che l'altri e i cais con la bave luminose avevano fatto una strada di arint in te direzioni giuste. Pavei, scusson, succiei, svoletavano attorno di lui per mostrare la strada, facendo una biele danza e gaiarine, che non volevano fare pure, dove mostrare la strada. Per fortuna che il professor aveva rispetto des bestis e scrutinante. Ciò che succedeva aveva capito che ci arrivava a mostrare alc e il leda ur. Arrivati in tal luogo lì che era la villa antica, l'uomo si inciopedà proprio sul muro che aveva sghiavato furdettiere per fare alviodi
In un momento, tutti gli animali si metterono attorno di lui, cidins. Ignovon aveva stressinato la gioia fin d'ogni dai suoi piedi. L'uomo si aveva chiavato i scafandri e io chialava un a un. Chiappò in mano il bracciale di aur e lo pesà con voi e mans. Poi chialà in daur la che si aveva inciopedata e con grande sorpresa al viodè un toc di mur con un bellissimo mosaico. Non gli era una triste persona e aveva capito tutto. Altri che magancis, li besteuti si difendevano gli loro tanis, gli arbui, il bosco e a fin dei cons, faceva in parte anche loro de città. Così in te solenni antiche che io ho chiacchiari e che il professore l'ha insegnato a mio nonno, aveva detto: non stai a preoccuparsi, usiudarai io. E poi dopo, al mantenì la sua promessa, al tornare in città e al mettere ad una conferenza stampe, al contà che in tal bosco gli era un gran sito archeologico, con grandi tesauri di importanza storiche, e al dire che il bosco aveva di essere preservato come polmone de città, e che cui che viveva lì non gli era aggressivo, al bastava dai rispetto. E al fu così che in tal bosco erano intaccati dai schiavi archeologici. Il professore non aveva abbandonato il suo impegno, accompagnava gli oms e aveva cure che tutte all'esse in giuste maniere. Di spesso, quando che gli altri salevano in via dopo il lavoro, lui si fermava e raccontava dei suoi viaggi attorno al mondo. E quando sghiava fuori infiniti dal tutto e il bosco mettuto in sicurezza, il professore all'è lì e disse che sarebbe spartito per là vivi lontano da città. All'estate in che volte che mio nonno alle saltato su svelto sui suoi bregoni, si era impinato fin te sacchette dal suo ghiaccone e alle partito con lui e di questi sbandi lì alla mettuto su famè. Ma queste è un'altra storia. Ma in che città, ho domandato io, hanno imparato a rispettare gli bestis? Questo tu hai di domandarlo ai frutti. Lis rispettais gli bestis? E così a finito queste conte, ma non è finito questi bellissimi libri, là che ho potessi chattare, le fotos e le schedis di tutti gli bestis che ves chattati in ta conte. Io adesso la Bolb, l'AF, le belle fotos fatte di Marco Cuoco, qualche nozione naturalistica di smucche vivi, trasfis che fasi. Io adesso la cheche, il corvat, il crot, potessi anche giuia a indovinare le speraulis dall'ultima parte del libri, là che sono de schedis, le un libri, per giuia anche questi. Adesso questi schedi sono fatti sapere per copiare i disegni. Ve li sei fatti sia che scappa. Sono i miei disegni, adesso, e potessi indovinare qui che sono questi bestis, per esempio queste qui sarai. Queste ie, scommesso con la m e finisco con le e. Queste ie, la magne. E io vi saluti, frusse grange, e speri che si chattin presto di fur e che insieme saremo buoni di fare un mondo nuovo. Mandi di Lucia Di Guanis e di Alessandra Kerseva per KV che ha pubblicato questi libri e una bussata.